Nogarola e Vicentino. Curioso intervento dei vigili del fuoco venerdì sera nella terrazza di un'abitazione di una famiglia in via Rondini. Una biscia d'acqua lunga più di 1 metro si era rintanata sotto una tinozza usata come piccola piscina per un bambino. La squadra dei pompieri, arrivata da Arzignano, ha sollevato la piscinetta e catturato la biscia d'acqua, liberandola poco dopo in un vicino bosco. Arzignano. Prima o poi la giustizia va a bussare alla porta degli incivili con 500 euro di multa da pagare. È successo a un 28enne di origine moldava residente a Mogliano Veneto, Treviso, riconosciuto dai vigili urbani di Arzignano come l'autore di un abbandono di rifiuti avvenuto il 23 giugno in via dell'Industria, vicino ad alcuni esercizi pubblici. L'uomo ha aperto il bagagliaio e ha scaricato alcuni sacchi neri di immondizie vicino ad alcuni cassonetti della differenziata e proprio davanti a una telecamera di videosorveglianza. Non è stato difficile identificarlo e recapitargli la multa da 500 euro. Due ville, paura e danni in mattinata alla storica villa da Porto Casarotto ai Pilastroni, dove una vettura è uscita di strada, abbattendo il cancello del complesso gentilizio. Si tratta di un Nissan Qashqai condotto da un uomo di 45 anni che ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo contro il pilastro d'appoggio del cancello della villa. L'automobilista è rimasto illeso nella carambola, ma l'accesso a Villa da Porto Casarotto ha subito gravi danni. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza l'auto e transennato quel che restava del cancello. Ai carabinieri l'onere dei rilievi di rito, ancora da stabilire l'entità del danno e i tempi di ripristino del pilastro abbattuto. 45 auto rimosse in un mese dal carro attrezzi dai vialetti dell'ospedale San Bortolo. La direzione dell'ULSS ha detto basta alla sosta selvaggia e ha dato il via alle rimozioni. La multa è di circa 65 euro più il 10% se l'auto pesa oltre un certo limite. Se non la si va a ritirare entro 12 ore si pagano altri 9 euro per ogni giorno di custodia.